Lupia 2 rapinatori sono entrati con fucile e pistola a 4 arresti totali, 2 fanno parte dell'ex Mala del Brenta. È finito con 3 giovani accoltellati in maniera non grave all'ospedale di San Donà di Piave quello che con tutta probabilità è stato un regolamento di conti tra bande a Jesolo. La tragedia di via Dante a Mestre, convalidato l'arresto del 37enne di Roncade che sotto l'effetto della droga ha travolto ed ucciso un 25enne sulla pista ciclabile. Autonomia a Roma, il faccia a faccia tra i governatori del nord e il ministro Gelmini, pressing di Zaia su Draghi, si faccia garante della legge quadro, i tempi sono stretti. Rush finale verso i ballottaggi, si vota domenica dalle 7 alle 23 a Verona, Jesolo, Feltre tiene e Antena 3 seguirà in diretta gli attesissimi risultati con una puntata speciale di Ring delle 21:15. Veneti Net ha scritto al ministro della cultura Franceschini l'obiettivo dell'associazione è di avviare una mappatura delle opere d'arte trafugate e di commissioni paritetiche con nazioni come la Francia. Esami di maturità al via, oggi la prima prova scritta per gli studenti da Pascoli a Verga, l'odio razziale, il Covid e la musica, parlano i ragazzi, bello tornare alla normalità. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque l'avete sentito in primo piano la cronaca, paura ieri in un supermercato di Campagna Lupia, 2 rapinatori sono entrati con fucile e pistola, 4 arresti totali, 2 fanno parte della Mala del Brenta. Un altro supermercato preso di mira. Ieri sera, poco dopo le 18 a Campagna Lupia in via Roma. 2 persone sono entrate con il volto coperto da una mascherina e da un cappello. Hanno puntato un fucile e una pistola contro le cassiere. Si sono fatti consegnare l'incasso, 1.400 euro, poi sono fuggiti. A bordo di uno scooter. Una rapina in stile Mala del Brenta, seminando il panico tra i presenti. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine e 40 minuti dopo i carabinieri di Vigonovo, impegnati in uno specifico servizio antirapina, hanno fermato alcune persone a bordo di un'auto con il denaro precedentemente rubato e 50 munizioni calibro 9 all'interno. Successivamente è stato trovato anche il nascondiglio dove i rapinatori avevano nascosto lo scooter e le armi utilizzate durante l'assalto all'interno dell'abitazione di un complice a Campagna Lupia. C'erano anche un fucile a canne mozze con matricola a brasa, scacciacani a salve, passamontagna, caschi e materiale utilizzato per la rapina, compresa una fascia utilizzata da uno dei banditi per nascondere un tatuaggio sul braccio. I 4 sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, detenzione e porto illegale di arma clandestina, detenzione abusiva di munizioni e ricettazione. 3 sono stati portati in carcere, 1 è ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. 2 fanno parte dell'ex Mala del Brenta di Felice Maniero, un terzo è un ex finanziere. Ora si cercherà di capire se la coppia possa essere responsabile anche dei precedenti recenti colpi nei supermercati. Sorpresi i residenti della zona. Io abito qua da molti anni, da quando ero bambina e questi episodi qua che ricorda io è sempre stata una zona molto tranquilla. Questa è una zona tranquillissima, ma è successo una cosa del genere almeno da un bel po' che io la frequento, quindi non ho mai sentito una cosa del genere. È finito con 3 giovani accoltellati in maniera non grave all'ospedale di San Donà di Piave quello che con tutta probabilità è stato un regolamento di conti tra bande a Jesolo. Di certo, al momento ci sono solo le 3 persone finite ricoverate all'ospedale di San Donà di Piave con delle ferite d'arma da taglio. Ma per conoscere con esattezza cosa sia successo all'alba in un appartamento di via Nautili al Lido di Jesolo, bisognerà attendere l'esito delle indagini ad opera delle forze dell'ordine. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un pesante alterco scoppiato tra 2 gruppi di diverse nazionalità, principalmente italiani e albanesi, di cui però non sono ancora chiari i contorni e soprattutto il fattore scatenante, dal regolamento di conti ai futili motivi. I carabinieri sono intervenuti nell'appartamento dove erano avvenuti gli accoltellamenti attorno alle 5 di questa mattina, con loro anche il personale del SUEM-118 che si è preso in carico i feriti, che sarebbero di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Tra di loro anche un africano, nessuno si trova in pericolo di vita.
Ed ora la tragedia di Via Dante a Mestre, convalidato l'arresto del 37enne di Roncade che sotto l'effetto della droga ha travolto ed ucciso un 25enne sulla pista ciclabile. Cocaina e cannabis come mix letale per trasformare un tranquillo pomeriggio estivo in una tragedia assurda con un giovane falciato dopo aver abbattuto alcuni paletti e anche un albero. Resta in carcere Alberto Crozzolin, il 37enne di Roncade che, drogato al volante, domenica pomeriggio ha travolto e ucciso con la sua auto sparata a 120 km all'ora e completamente fuori controllo il 25enne del Mali Keoule Dembele mentre stava percorrendo la pista ciclabile di Via Dante a Mestre. Il GIP del Tribunale di Venezia ha convalidato l'arresto disposto dal PM di turno. La Procura, attraverso gli elementi forniti dalle forze dell'ordine e dai filmati di alcune telecamere, aveva subito disposto il fermo dell'investitore che dopo aver ucciso il 25enne operaio della Fincantieri e in procinto di sposarsi, si era ribaltato con l'auto, era uscito indenne dall'abitacolo e aveva anche tentato di scappare alla vista della polizia locale. Il reato contestato infatti è di omicidio stradale, aggravato dalla fuga. Momenti terribili quelli di domenica pomeriggio che in Via Dante faticano a scordare, sconvolti dallo shock e dalla rabbia. La stessa rabbia della sua Roncade, che nei giorni scorsi, per bocca del sindaco, ha espresso la richiesta della massima severità nei suoi confronti. La droga te la vai a prendere, quindi sei cosciente nel momento in cui la assumi che ti stai drogando e che ti stai mettendo in pericolo tu e soprattutto stai mettendo in pericolo delle altre persone. Questo è un fatto assolutamente inaccettabile. Ed ora parliamo di autonomia. A Roma il faccia a faccia dei governatori del Nord con il ministro Maria Stella Gelmini apre il nuovo capitolo, forse quello definitivo, sull'autonomia. Zaia e i colleghi vanno in pressing sul premier Mario Draghi. Si è tenuto l'incontro, direi positivo, clima sereno e soprattutto costruttivo. Adesso si tratta di aggiustare ancora il progetto della legge quadro, ma direi che siamo alle ultime limature. Parla di limature il presidente Luca Zaia a margine dell'incontro a Roma tra i governatori del Nord e la ministra per gli affari regionali Maria Stella Gelmini. Sul tavolo sempre lei la bozza di legge quadro sull'autonomia che ha visto una condivisione di massima anche da parte delle regioni a statuto ordinario che non hanno scelto la via del referendum. A fianco quindi di Zaia per il Veneto, Stefano Bonaccini per l'Emilia Romagna, Attilio Fontana per la Lombardia, si sono seduti anche il piemontese Alberto Cirio, il ligure Giovanni Toti per la Toscana e Eugenio Giani a rappresentare tutte le regioni quale coordinatore il friulano Federiga. L'obiettivo di Gelmini è arrivare al via libera dell'esecutivo entro l'estate per poi approdare in Parlamento in autunno nell'ultimo scorcio di legislatura. Ora o mai più aveva fatto intendere la stessa Gelmini la scorsa settimana a Belluno. Una maggioranza così larga sarà difficilmente immaginabile nel 2023. Proprio perché i tempi sono stretti è stato Zaia in apertura del tavolo, poi seguito a ruota dai colleghi presidenti, a chiedere un coinvolgimento diretto del premier Mario Draghi nella convinzione che possa essere l'unico a fare sintesi rapidamente, anche perché le regioni del sud scalpitano. È lo stesso Zaia, sempre a margine del tavolo, a fare una dichiarazione precisa, distensiva nei toni. Ovviamente ascoltando anche le istanze di tutti coloro che magari non la condividono il nostro progetto, visto e considerato che il percorso si è fatto, i compiti per casa li abbiamo fatti e questa non è la secessione dei ricchi ma la volontà di andare avanti con un progetto di modernità e di efficientamento del Paese. L'autonomia quindi si porta a casa coinvolgendo tutte le regioni del nord e smussando i toni con quelle del sud, con Super Mario Draghi garante del processo in questa estate caldissima su tutti i fronti, anzi torrida. Non a caso lo stesso Zaia al premier mediante lettera ha chiesto di procedere immediatamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul fronte della siccità, come già formalizzato il 21 aprile scorso, prima regione in Italia a farlo. Nella missiva il presidente parla di portata ai minimi e di ripercussioni drammatiche per le captazioni irrigue. Serve un commissario, dice a chiare lettere il governatore. Insomma, in questo secondo giorno d'estate il Veneto non ha solo sete di autonomia. Ed ora la politica, rush finale verso i ballottaggi. Si vota domenica dalle 7 alle 23 a Verona, Jesolo, Feltre e Thiene, e Antenna 3 seguirà in diretta gli attesissimi risultati con una puntata speciale di Ring. Elezioni ultimo atto perché al puzzle mancano tasselli importanti. Verona, Jesolo, Feltre, Thiene. Domenica sera la sfida dei ballottaggi è tutta su Antenna 3. Dalle 21:15 la maratona in diretta con una puntata speciale di Ring per seguire istante dopo istante le 4 piazze al voto. I collegamenti in diretta con gli inviati sul campo, gli ospiti in studio per i commenti con il vice direttore Ferdinando Avarino,
dall'attesa per la chiusura delle urne allo spoglio che deciderà le sorti della guida nei comuni, con i risultati in tempo reale. Occhi puntati sul capoluogo scaligero, il cui esito potrebbe cambiare equilibri e scenari futuri non solo in Veneto. E poi la battaglia nella regina del litorale veneziano, le sfide di Feltre e quella di Thiene. Il menù come sempre è ricco per una serata che diventerà notte di schermaglie all'ultimo voto. Da seguire insieme, come sempre. Appuntamento domenica sera dalle 21:15 su Antenna 3. Da questa mattina il sito del Comune di Venezia è inondato di decine di lettere e email di protesta per l'applicazione di un'ordinanza che ha fatto chiudere Cook, un atelier che in pieno centro storico vende oggetti d'arte persiani. Questo a causa del provvedimento che l'amministrazione ha disposto lo scorso aprile, obbligando alla chiusura i negozi che vendono paccottiglia. In sostanza il negozio è stato chiuso perché assimilato alle cineserie. Purtroppo ci siamo finiti anche noi, raccontano, perché c'è stato detto che non esiste un codice Ateco per la nostra attività. Per me è un danno economico continuo, ma soprattutto uno schiaffo morale. Lavoro da sola. Cook espone opere d'arte di tessuto, ceramiche che vengono realizzate da artisti contemporanei, in particolare donne. Cercheremo di risolvere il problema, ma non è semplice, hanno risposto i tecnici di Ca Farsetti. VenetiNet ha scritto al Ministro della Cultura Franceschini. L'obiettivo dell'associazione è di avviare una mappatura delle opere d'arte trafugate di commissioni paritetiche con nazioni come la Francia. Un'opera d'arte non dovrebbe essere mai divisa dal luogo per cui è stata concepita. Si muove da questa considerazione la lettera aperta inviata da VenetiNet al Ministro della Cultura Franceschini per aprire un tema di interesse nazionale che ha nel Veneto e in Venezia un centro nevralgico. Se lei pensa a Napoleone ha trafugato 30.000 dipinti solo da Venezia, non parliamo del Veneto o di altre regioni, solo da Venezia. Una tra tutte, per esempio i veronesi, so che hanno sul Gozzo la pala di San Zeno, anche quella è stata portata via senza alcuna ragione e troneggia anche quella al Louvre, ma l'elenco sarebbe infinito. Varrebbe per tutti, se non è una cosa contro la Francia. Per esempio la Pinacoteca Brera tiene dei quadri sempre di origine di trafugazione napoleonica, di Carpaccio, di Bellini, che fanno parte di elementi architettonici esistenti, la chiesa di San Rocco a Venezia, la scuola grande di San Marco, l'attuale ospedale civile. Anche quelli dovrebbero rientrare dal nostro punto di vista. A differenza di molte nazioni europee, l'Italia non ha linee guida e organismi incaricati di investigare sistematicamente sulla provenienza delle opere d'arte esposte all'estero. VenetiNet chiede al ministro Franceschini di valutare se non sia giunto il momento di istituire delle commissioni paritetiche tra l'Italia e per esempio la Francia. È un'opera di sensibilizzazione culturale. A noi piacerebbe che il Ministero, con tutte le sue dovute cautele, precauzioni e diplomazie, facesse presente quantomeno questo, non rivendicazioni di carattere storico, si cambi prospettiva. La domanda è: il turista francese colto preferisce vedere le nozze di Cana del Veronese in una spoglia a parete del Louvre o nel fondo del refettorio dei benedettini dell'isola di San Giorgio dove è nato? Io sono sicuro che preferirebbe la seconda. Nel 2021 VenetiNet è riuscita a recuperare in un'asta il busto in marmo del doge Giovanni II Corner per quasi 2 secoli fuori Venezia. Ora l'obiettivo è un comitato scientifico pubblico-privato per redigere una scheda dettagliata di tutte le opere che ad oggi risultano collocate lontane dal luogo di provenienza. Vietare le affittanze turistiche a Venezia è la proposta del docente universitario di diritto pubblico e costituzionale Maurizio Malo. La regolamentazione del turismo fa discutere dalla CGIL all'Associazione Albergatori. Si tratta a questo punto di negare totalmente la possibilità di locare turisticamente a Venezia. Ci sono già molti alberghi, anche troppi forse. Una norma per la salvaguardia di Venezia che blocca le affittanze turistiche in città. Quella di Maurizio Malo, professore di diritto pubblico costituzionale all'Università di Padova, è tra le voci più nette che si stanno levando nel dibattito oramai aperto anche a livello nazionale, dall'audizione del prefetto Zappalorto alla Camera dei Deputati, sulle dimensioni oramai insostenibili del turismo di massa da un lato e sullo spopolamento di Venezia dall'altro. È una tesi radicale, mi rendo conto, ma questa è una tesi che potrebbe reggere al fine di salvaguardare il valore fondamentale del bene culturale, del bene storico che è Venezia, potrebbe reggere anche a livello europeo e anche a livello internazionale generale
penso alla tutela UNESCO. Una norma che invece autorizzasse in parte le locazioni turistiche, secondo Malo, potrebbe essere suscettibile di illegittimità. Certo è che Venezia, sostiene la Filcams CGIL, si trova in una situazione di turismo insostenibile che deve tornare sostenibile. Una sostenibilità sociale che deve portare alla convivenza tra il turista e anche il cittadino che ci abita in questa città, e anche una sostenibilità per quanto riguarda il lavoro. Le soluzioni che sono state proposte secondo noi non sono tanto percorribili, cioè riproporre tornelli che hanno creato già difficoltà in passato è come mettere un accesso chiuso su Venezia che riduce un po' tutto a come se Venezia fosse un parco di divertimenti. A favore di una regolamentazione anche l'Associazione Veneziana Albergatori, che rivendica un ruolo attivo nel turismo di qualità. Quelli che sono i nostri ospiti, e per noi riguarda tutto il comune di Venezia, quindi anche Mestre, la terraferma, sono circa il 30% di quelli che sono gli ospiti che frequentano la città, e sono quelli che lasciano il 70% dell'utile alla città, perché quindi sono quello che è il turismo pregiato. Dobbiamo lavorare su quello che sono gli escursionisti. Oggi prima prova di maturità, un ritorno alla normalità dopo 2 anni. Sentiamo che cosa hanno scelto per la prova scritta di italiano. Ho scelto la tipologia A2, che era Verga, e ho fatto un testo parlando principalmente di Nedda. Maturità al via per 39.000 studenti veneti, 500.000 in Italia. 6 ore di prova uguale per tutti gli indirizzi di studio, 7 le tracce di 3 tipologie. Da Pascoli a Verga, Oliver Sacks, il discorso pronunciato dal premio Nobel per la fisica a Parisi alla Camera dei Deputati. La pandemia e i cambiamenti climatici, i maturandi hanno potuto spaziare. Ho scelto la tipologia B1. E che parlava insomma di una testimonianza relativa al fascismo e diciamo all'esclusione razziale. Ho scelto la traccia A2, che era l'analisi del testo di Verga su Nedda. Come mai questa scelta? Perché tra tutte era quella che sia mi piaceva di più, ma anche che ho trovato appunto più mia, e quindi ho preferito fare questa. Ho scelto la B2, quella sulla musica. E niente, l'ho sviluppata in queste ore. Ho scelto la musica sinceramente perché l'ascolto ogni giorno, quindi mi interessava anche la traccia, e poi le altre erano più da analizzare dal punto di vista del, come si dice, del programma che abbiamo studiato quest'anno. Preferivo andare più tranquillo. Quella sul Covid, sulla necessità appunto di avere un organismo sovranazionale che regoli insomma quelle che sono le minacce globali, quindi Covid, cambiamento climatico, emergenze sanitarie e disastri ambientali. Scelte abbastanza comuni tra i ragazzi in un esame che finalmente li ha riportati alla normalità sui banchi di scuola. Non ci aspettavamo effettivamente di riuscire a fare gli iscritti, siamo arrivati all'inizio della quinta che pensavamo probabilmente la situazione potrebbe anche peggiorare, potremmo tornare esattamente come l'anno scorso col maxi orale. Però comunque penso sia un traguardo essere riusciti a fare gli iscritti, perché vuol dire ritornare alla normalità molto più di prima. È difficile ritornare e riprendere il passo con le lezioni in presenza, però ci sono venuti abbastanza incontro. Il percorso che ci ha portato alla maturità è stato un po' travagliato, però comunque è stato piacevole sicuramente fare gli esami così. Il 96,2% dei candidati è stato ammesso agli esami. In percentuale ai primi posti il Veneto col 97,2%. Niente obbligo di mascherina, solo la raccomandazione per salvaguardare tutti, soprattutto in questo momento. Era consigliata, però potevi anche non utilizzarla, però quasi tutti l'abbiamo tenuta. Ci chiedevano di indossarla ogni tanto, però insomma non è che mettevano tanto peso su questa questione. Cioè, alla fine fa caldo, è giugno per tutti, ci chiedevano comunque un po' di attenzione ovviamente. Domani si svolgerà la seconda prova scritta, differente in base all'indirizzo di studio. Ed è davvero tutto per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone subtropicale africano continuerà ad estendersi verso le nostre latitudini, almeno fino a sabato, eccetto temporanei cedimenti in quota. Giovedì 23 giugno ancora bel tempo e afa. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto sarà soleggiato con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Tuttavia dal pomeriggio e in serata avremo locali acquazzoni in montagna, possibili fin verso la pedemontana trevigiano-vicentina e le zone limitrofe più le prealpi veronesi. Per il resto piogge assenti. Ancora nessuna via d'uscita in vista per la situazione di caldo intenso, temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime comprese invece tra i 29 e i 35 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili locali rovesci verso sera sui rilievi. Temperature minime sui 20-25 gradi, massime sui 32-33 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui il tempo sarà in prevalenza soleggiato come vediamo, salvo la presenza di nubi basse al primo mattino. Temperature minime sui 18 gradi, massime intorno ai 33-34 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.